Trasferta ostica per il Città di Villafranca impegnato sul difficile campo della Luntina, padroni di casa che lottano in zona retrocessione e reduci dalla sconfitta amara contro la Messana per 3-1. Viaggia sulle ali dell'entusiasmo invece la compagine bianco-verde che insegue la vetta distante appena due lunghezze, ospiti vittoriosi nell'ultimo turno grazie all'1-0 maturato contro l'Atletico Messina. Mister Cannao propone di fronte a Taranto Iovine, Ogbonda, Cordima e Romeo, in mediana Gazzetta, Bellamacina e Visconti, tridente composto da Costa, Libro e Yakubu. Passiamo grazie all'usione dell'immagine a cura di Francesco Morabito al fin di questa sfida che si apre dopo 3 giri di lancette con la prima occasione di marca ospite, la punizione di Riccardo Libro termina alta. Risposta della Luntina al sesto con buon tempo direttamente da Piazzato para in 2 tempi vero Taranto. Al quarto d'ora ci prova Yakubu per il Città di Villafranca, destro che però sorvola la trasversale dei pali, giro di boa e la prima frazione di gioco. Nino Bellamacina inventa per Yakubu che non tira in porta, eccesso di altruismo nel tentativo di servire Costa, fallisce una ghiotta chance. 2 minuti più tardi ancora Costa sugli scudi, appoggia per Gazzetta, ci prova col collo esterno destro, colpisce il legno. Al 27esimo conclusione di Bellamacina deviata, Gazzetta insacca ma in posizione di offside per il secondo assistente del direttore di gara. Alla mezz'ora angolo per Gioitta che di testa manda altro, partita piacevole a San Marco d'Alunzio. 33esimo filtrante per Mangano che ci prova con il mancino diagonale che non inquadra lo specchio della porta. 2 minuti più tardi palla dentro per Sammudi che serve Mangano, anche in questa occasione i padroni di casa che falliscono una ghiotta chance. Al 40esimo sfera per Gioitta che stoppa il pallone, se lo sistema sul mancino, calcia però centrale, blocca Taranto. Fase della gara che sorride ai padroni di casa che continua a sciupare occasioni in sequenza, palla per Mangano che supera anche Taranto, Prince salva tutto sulla linea di porta. Si rivedono gli ospiti a 2 dal termine della prima frazione di gioco. Visconti per Yakubu che si invola verso la porta avversaria, apre il piattone calciando addosso a Caruso. Ultima occasione però della prima frazione di marca locale, Sammudi di fronte a Taranto, calcia male con l'esterno del collo destro, tramonta così sul parziale ad occhiali la prima frazione di gioco. Passiamo allora con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. 3 minuti al rientro in campo e le formazioni, palla che arriva al limite per Costa che si coordina dai 18 metri, butta giù la porta, un bacio al palo e gonfia la rete per il vantaggio dei ragazzi della coppia Cannao-Mazzeo. Al 50esimo Villafranca che prova a sfruttare l'entusiasmo, Riccardo Libro direttamente da Piazzato percorre un brivido lungo la schiena di Caruso. 5 minuti più tardi collura per Gioitta che supera anche Taranto, ma è tutto fermo per posizione di offside ravvisata ancora una volta al secondo assistente. All'ora di gioco l'angolo preciso e prelibato di Nino Bellamacina per Simone Gazzetta, sbuca sul primo palo, terzo tempo perfetto, 2-0 e seconda marcatura stagionale per il numero 8 del Città di Villafranca e si esibisce in questa esultanza. Al 63esimo inizia la girandola di cambi dentro Lavina in luogo di Bellamacina. 3 minuti più tardi Yakubu per Riccardo Libro defilato, pensa a qualcosa di strano, lo effettua col collo esterno mancino. Un Eurogol del numero 10, Riccardo Libro sorprende Caruso. Questa è una rete da spellarsi le mani, tutti ad abbracciare il numero 10 e Villafranca che mostra i muscoli. 68esimo Yakubu per Iovine che sale alle retrovie, cerca la conclusione potente ma non precisa dentro. Intanto Malani in luogo di Libro segue Monteleone per Romeo, spazio anche a Di Vincenzo per Yakubu. Al 77esimo però si riaffacciano in avanti i locali, Gioitta per Lunghitano, Taranto però cala ancora una volta la saracinesca. All'80esimo termina la partita di Simone Gazzetta, inizia quella di Marco Lavecchia. Minuto 85, punizione di buon tempo, Malan devia male, Taranto si stende e mette in angolo, ne vuole proprio sapere di avere la propria porta violata quest'oggi. Lavecchia intanto per Costa, ancora un tiro cross che stava per sorprendere il neoentrato Bontempo, si salva però con l'ausilio della traversa. Al 91esimo Di Bartolo cade dopo un possibile contatto con Iovine, indica il dischetto del calcio di rigore il direttore di gara. Lo stesso Di Bartolo dagli 11 metri a tu per tu con Taranto al secondo minuto di recupero. Questa volta non ci può far nulla estremo difensore del Città di Villafranca e questa l'ultima emozione di questa sfida. Il Città di Villafranca espugna il campo di San Marco d'Alunzio e aggancia in vetta alla classifica la Messana. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.